nostre voci, i nostri cuori, dinanzi al trono della grazia, Signore. Glorifichiamo il tuo nome perché sappiamo che tu sei grande, che tu sei buono, che tu sei il Signore che comandi su in cielo, sulla terra e sotto la terra, che tutto è, Signore, nel tuo controllo. Oh Padre, nel nome di Gesù, vorrei, Signore, chiederti perdono per i nostri falli, per i nostri pensieri, parole, per l'incredulità dei nostri cuori, per la nostra poca fede, perché molte volte, Signore, usciamo dal tuo proposito, cercando, Signore, di fare la nostra volontà, cercando di risolvere i nostri problemi, quando la tua parola dice: consegna la tua vita al Signore, si fida in Lui, Dabra Shereminavia, e Lui tutto farà. Signore, sei tu che fai tutte le cose, tu porti all'esistenza ciò che non esiste, tu dici al deserto di fiorire e il deserto fiorisce. Tu dici alla terra secca sia fertile e la terra cambia e diventa fertile. Signore, ci annaffia con la pioggia oggi dello Spirito Santo. Ci annaffia oggi, Signore, annaffia i nostri cuori, fa scendere le tue acque, le acque che restaurano, Signore. Come un oasi sia la tua parola stasera. Oh Signore, ti prego, correggi, esorta, edifica, sprona, incoraggia. Stasera muovi ciascuno di noi. Vedi quelli che sono fermi, quelli che hanno perso la voglia, il desiderio. Spirito Santo, tu che sei il soffio, il vento impetuoso che ha soffiato nel giorno della Pentecoste e ha riempito quelli che erano lì, e ci hai riempito anche. Riempi quest'uomo, questa donna. Signore, scendi il tuo olio sul nostro ingrenaggio spirituale. Vedi quel che è fermo spiritualmente. Fa tornare, Signore, a servirti, a avere gioia nella tua presenza. Oh Signore, ti prego, visita i malati stasera, Signore, con una visita speciale. La tua parola dice che la preghiera della fede guarirà il malato. Nós gridiamo ogni malattia, ogni infermità, ogni patologia nel nome di Gesù. Opera hoje, fa tornare indietro Satana che pianifica contro di noi, contro il tuo popolo e contro la tua chiesa. Fa tornare indietro lui con suo piano. Signore, cancella tutto che lui ha pianificato contro di noi. Oggi rompe l'arco, spessa la lancia, brucia i carri sul fuoco e ci dà la pace. Quando la tua parola dice: state calmi, Signore, visita quelli che soffrono, Signore, le famiglie. Vedi Ricky che non potrà essere stasera perché lavora. Vedi, Signore, tanti altri che non vengono.
Signore, che mercoledì qua a Firenze sia il giorno della parola, il giorno dell'incontro con la parola, dove le famiglie si radunano per sentire un messaggio della tua parola. Manda un pane fresco, caldo, saporito per la nostra anima oggi, Signore. Ti prego. Continua con il tuo popolo, benedice ogni base missionaria, i miei fratelli operai, servitori, missionari. Signore, che tu possa benedire tutta l'Italia. Signore, benediciamo questa terra, sgridiamo tutte le maledizioni, Signore, passate, tutto ciò che questo popolo ha fatto contro di te, Signore. Non considera, ma considera le nostre lacrime di ravvedimento. Considera che noi siamo qui a piangere per questa terra, per questo suolo, per, Signore, l'incredulità di questo popolo, per la vita sbagliata che vivono, per le bestemmie che dicono. Perdonali, Signore, perché non sanno ciò che dicono. Visita sorella Edina stasera. Alza, Signore, la tua serva con autorità per marciare, per rendere la sua testimonianza di guarigione. Signore, rinforza, Signore, lei, il suo cuore e sua anima. Ti prego, Signore, per tutti i miei fratelli di questa base. Oh Dio, sia con noi, dacci una vittoria, ci togli dalle mani degli uomini, Signore, che sono pieni di interessi, che cercano i soldi, che amano se stessi. Toglici dalle mani di questi uomini malvagi. Dacci un diritto, Signore, dà un diritto alla Chiesa di avere il suo logo proprio, a ogni base, toglici da questi affitti. Signore, fa un miracolo, Signore. Tu puoi fare ogni cosa, ci solleva di questo peso. Signore, aiutaci in ogni bisogno. Sostieni i miei fratelli pastori, ognuno che opera nelle basi missionarie, Signore. Opera, Signore, salva. Che la grazia salvifica sia evidente in ogni base e che ci siano anime arresi ai tuoi piedi, Signore, confessando il loro peccato e accettando te come Signore e Salvatore della loro vita. Vedi mio fratello Talis, sua famiglia. Signore, provvedi, Signore, conferma. Signore, rispondi alla nostra preghiera. Dio Santo, la tua parola dice che tu hai dato risposta a Giobbe e ai suoi amici con sé. Signore, dà vittoria a tuo servo, a Wallace, a Neuma. Signore, che tu possa operare nella loro vita. Ti prego, Signore, per tutti quanti, Signore, hanno desiderio, hanno una chiamata. Ti prego, Signore, per la mia mamma, che tu possa, Signore, scendere con una cura oggi, con una guarigione, nel nome di Gesù. Ti prego per la Josiane. Signore, lavori nella vita della Josiane, nella sua salute. La Gladys che è rimasta, Signore, per via della salute. Interviene, Signore, nella nostra vita. Sia con noi. Nel nome di Gesù, Signore, ti prego. Vedi Ana Paula, quella causa. Sia la tua volontà, Signore. Agisce lì in quei documenti. Provvedi ogni necessità. Vedi quella situazione là, Signore. Perché se tu vuoi, tu puoi fare tutto e tu risolvi tutto. E se tu, Signore, ci vuoi ancora provare, tu ci darai la grazia. Ma
una cosa sappiamo, siamo nelle tue mani. Ti ringraziamo, Signore. Benedici i bambini, la loro mente. Benedice i progetti, Signore, che la Priscilla svolge con tutte le missionarie, per i bambini, per le donne. Vedi gli adolescenti, i giovani, Signore. Ti prego per l'incontro giovanile a Belluno il 20, Signore. Apri la porta della salvezza. Che tu possa avere un incontro particolare con i giovani lì. Che sia una serata indimenticabile, che sia memorabile dalla tua presenza, Signore. Che il tuo potere sia manifesto tramite le lodi, la parola e tutto il programma svolto, che sarà svolto. Oh Signore, ti prego per le classi di italiano che cominceranno a settembre. Ti prego, Signore, per il progetto Non Sei Solo, per la base missionaria a Pisa, Signore, a Pomarante, in specifico a Pisa. Signore, soccorrici. Continua con noi. Manda operai, preparali, Signore, capacita ognuno. Dà loro, Signore, maturità, amore per la tua opera. Che loro possano portare la tua opera nel cuore, non con le mani, dai mi astebi a subria, ma con il cuore, Signore, con il cuore, perché quando facciamo col cuore tutto è diverso. Oh Signore, che tu possa preparare e consacrare diaconi, presbiteri, anziani, ministri, evangelisti, pastori, uomini e donne che ti amino, Signore. Signore, rinforza quelli che ci sono, preparali, apri la porta della parola, rivela spiritualmente, dà loro i doni spirituali, rinforza la tua chiesa spiritualmente, Signore. Dio Santo, vedi le famiglie. Ti prego, Signore, in specifico per alcune famiglie, che tu possa intervenire, Signore, nel loro matrimonio, nella loro storia. Signore, che possiamo avere famiglie restaurate, famiglie complete che ti servono, Signore, nel nome di Gesù. Manda musicisti, manda, Signore, per occupare questi strumenti, anche perché possiamo comprare altri. Vedi l'orchestra missionaria, Signore, io credo, vedo già per fede la scuola di musica. Dio Santo, niente è impossibile a te. Ti prego, Signore, per il vivaio missionario, per la scuola biblica, teologica, per la scuola missionaria. Prepara, Signore, tutto. Tu sai cosa abbiamo bisogno. Non sarà per chi vuole né per chi corre, ma tu hai già l'elenco dei lavoratori, della leadership della scuola biblica. Signore, prepara. Vedi, Signore, il corso dei Vangeli che ritorniamo lunedì. Signore, sia con noi, nel nome di Gesù. Amen. Ti prego per la missione anche in Europa, Signore. Ti prego per i miei fratelli missionari, per il mio pastore Roberto, per tutta la Chiesa in Brasile, in Abreu e Lima, in tutta la provincia di Pernambuco. Signore, benedice, Signore, anche dal nord al sud, benedice quel paese che manda missionari in tutto il mondo, che l'Italia possa tornare un vivaio missionario. Benedice altri paesi, Signore, Albania, Romania, tutto l'est europeo. Vedi, Signore, il nord Europa,
nel nome di Gesù, Signore. Continua con noi. Amen e amen. Pace del Signore, accomodatevi, lodiamo al Signore stasera con gioia. Lodiamo al Signore, 479. Alleluia. 479. 479. Se guardo i cieli, stelle, vedo te solo vero amore che per me la vita per salvarmi tu donasti, in croce con dolore tu moristi. Tu santo Signor, meraviglioso sei tu solo Gesù, grande il suo amore, ogni ora di più. Tu sei lo sposo, qui in terra lassù, meraviglioso sei tu solo Gesù. Or sento nel mio cuore pace vera, quel velo d'ombra nera più non c'è. La vita rischiarasti di gran luce, il canto dell'amore dentro me. Or t'amo, Signor, meraviglioso sei tu solo Gesù, grande il tuo amore, ogni ora di più. Tu sei lo sposo, qui in terra lassù, meraviglioso sei tu solo Gesù. Amen. Lodiamo 200 e 220. Alleluia. 220. Non temere, o tu Chiesa di Gesù, in giustizia egli ti stabilirà. La tua tenda è padiglione sempre più, il Signore allargherà. Ogni arma contro a te certo non prospererà. Quando il nemico si abbatte contro a te, egli non prevalerà. Ogni arma fabbricata contro a te ti combatte ma giammai ti vincerà. I nemici soggiogati ai tuoi piedi, il Signore renderà. Ogni arma contro a te certo non prospererà.
Quando il nemico si abbatte contro a te, egli non prevalerà. In quel giorno non ricorderai mai più nel travaglio, nella lotta, nel dolore. Alla destra sederai di Gesù, il tuo sposo, il tuo Signore. Ogni arma contro a te certo non prospererà. Quando il nemico si abbatte contro a te, egli non prevalerà. Patriarchi e profeti allor con te canteranno in eterno al buon Gesù. A te che ci hai redente fatti re, sia ogni lode, ogni virtù. Ogni arma contro a te certo non prospererà. Quando il nemico abbatte contro a te, egli non prevalerà. Amen. Mettiamoci in piedi, facciamo il nostro clamore nel proposito che abbiamo per il risveglio spirituale. Fino a novembre abbiamo questo proposito, tutti i nostri culti noi faremo questa preghiera, chiedendo al Signore di risvegliare il suo popolo, radunare il suo esercito, perché è tempo di guerra. Alleluia. Vorrei invitare la missionária Josiane. Pace a tutti. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Estamos aqui diante da Tua presença, Senhor, onde já louvamos o Teu nome. Meu Senhor, já sentimos a Tua presença aqui neste lugar, Pai. E estamos, Senhor, clamando por poder, Senhor, na Tua igreja. Derrame, Senhor, do Teu poder pentecostal, Senhor Jesus querido, nesta igreja, em toda a base missionária aqui, Senhor. Que haja milagre, prodígios e maravilhas. Que haja batismo com Teu Espírito Santo. Que haja curas divinas. Que haja milagre, prodígios e maravilha. Derrame, Senhor, o Teu poder. A Tua igreja, meu Pai, quer mais de Ti, Senhor. A Tua igreja precisa, Senhor, deste poder para continuar, Senhor, vencendo as batalhas. Meu amigo fiel, derrame, Senhor, do Teu poder. Senhor, nós estamos clamando durante este período, Senhor, pelo Teu poder pentecostal, para que todos, meu Pai amado, possa Te ver através de nós. Nos dá poder, Senhor Jesus amado, na pregação. Nos dá poder, Senhor Jesus querido, na oração. Nos dá poder, Senhor Jesus amado, na nossa vida, Pai. Oh, meu amigo fiel, estamos diante da Tua presença, Senhor, pedindo, Senhor, a Tua palavra diz em Jeremias: pedi, pedi, dá-se-vos-á. Batei, batei e abre-se-vos-á. E mais uma vez, Senhor, estamos clamando, Senhor, a nossa alma nela. Meu Senhor, este poder na Tua casa, na Tua igreja, nas nossas vidas. Opere, Senhor Jesus querido, meu Pai, este poder que nos faz vencer todas as batalhas. Este poder que expulsa demônio, este poder que expulsa enfermidade, este poder que batiza com Teu Espírito Santo. Ó Espírito Santo de Deus, continua, Senhor Jesus querido, operando nessa igreja. Meu Pai, meu amigo fiel, estamos clamando porque nós sabemos, nós cremos que Tu vais nos dar, nos abençoar,
conceder, Senhor, o desejo do nosso coração. Em nome de Jesus, fica conosco, Pai. Te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Preghiamo ancora, fratelli, in piedi per la manutenzione dell'opera di Dio, per i fratelli che cooperano, che contribuiscono, che danno la loro decima al Signore, che restituiscono la decima al Signore. Preghiamo per tutte le basi missionarie, per la situazione economica di ogni base. E io sto pregando, dicendo: Signore, tu ci puoi allargare e darci non solo una crescita strutturale, ma vogliamo la crescita spirituale e conseguentemente verrà la crescita strutturale. E quindi, fratelli, continuiamo pregando, perché sono 10 anni di missione. La Chiesa in Brasile che ci mantiene durante questi 10 anni, dal primo missionario fino ad oggi, siamo mantenuti. Prima pastore Altair con la famiglia, dopo io con Priscilla, e quindi fino ora il Signore ci ha benedetto e usa la Chiesa che ci ha inviato, nostro pastore Roberto, per mantenerci. Ma sappiamo che l'opera cresce, che gli operai ci sono e che non solo noi abbiamo bisogno del sostegno. Nelle basi missionarie ci sono già i pastori, ci sono i missionari che hanno bisogno del loro sostegno, e la missione ha bisogno di produrre anche il suo frutto per mantenere i suoi missionari. E io vorrei ringraziare per la tua vita, che fedelmente serve al Signore, che dai la decima al Signore, che sostiene la sua opera, perché c'è un proposito nel mio cuore che un giorno verrà fuori in forma di testo, che è investendo nel campo di Dio. Io un giorno dirò ai miei figli: ho fatto un investimento nel campo di Dio e voi state mangiando del seme che ho seminato. Come oggi noi mangiamo del seme che il pastore Altair ha seminato qui quando è arrivato, senza avere nulla, una sedia questa chiesa non aveva. Ma stiamo oggi mangiando di quei semi, e stiamo non solo mangiando, perché è buono mangiare i pomodori, ma per averlo dobbiamo ancora seminare. E quindi mangiamo e seminiamo. Amen? Quindi che Dio benedica miei fratelli. Facciamo una preghiera presentando tutte le basi missionarie e questo proposito di ogni base possa avere uma sufficienza auto, non perché siamo sempre dipendenti dal Signore, ma che possano avere una sufficienza nella loro necessità, non di ricchezza che cerchiamo, ma nella loro necessità dei progetti missionari di evangelizzazione, perché evangelizzazione è la priorità di Dio e anche la nostra. Se è di Dio è la nostra, sì o no? Quindi preghiamo. Vorrei invitare il fratello Thales per fare questa preghiera, ringraziando il Signore per i contributi che verranno versati, quelli che faranno il loro bonifico online, quelli che sono a casa ma non lasciano di mandare la sua goccia di amore. Che Dio ti benedica. Questo abbraccio di gratitudine per la tua vita, perché ci sono persone da lontano che mantieni quest'opera. Grazie, grazie fratello, grazie sorella, per tuo amore verso l'opera di Dio. Tu raccoglierai il frutto. Pace a tutti.
Oremos. Senhor Deus e Pai, aqui estamos, Senhor, na Tua presença, Deus amado e bendito. Queremos neste momento, Senhor, apresentar a Tua obra, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, continua abençoando, continua, Senhor, multiplicando. Pai, eu quero te pedir nesta noite, Senhor, por todas as congregações, Senhor, que fazem parte deste campo, Senhor, que o Senhor possa multiplicar, Senhor, aqueles que contribuem, aqueles que ofertam, Senhor, no Teu reino. Aumente a fé, Senhor, dê visão espiritual, Senhor, pois Tu és aquele, Senhor, que primeiro nos dá, Senhor, para abençoar a Tua obra. Tu és aquele que abre as portas, Tu és aquele que nos dá a saúde, Tu és aquele que nos sustenta. Ó Deus bendito e amado, que a Tua obra possa, Senhor, crescer mais e mais, possa prosperar, Senhor, não só materialmente, mas principalmente espiritual. Senhor, que o Senhor venha acrescentar a cada dia, Senhor, as riquezas escondidas, os mistérios ocultos, Senhor, que somente vêm da Tua presença, que o Senhor possa surpreender, Senhor, o Teu povo, pois a Tua palavra diz, Senhor, que Tu és aquele, Senhor, que abre as janelas do céu. Então que as janelas possam ser abertas, Senhor, que o Teu povo seja alcançado e que assim o Teu nome venha a ser glorificado. Pai amado e querido, continua, Senhor, abençoando mais e mais, que o devorador, o migrador, o cortador seja repreendido, Senhor, e que Tua obra possa prosperar mais e mais. Em nome de Jesus, nós queremos Te agradecer por todas as coisas, pois se temos, é o Senhor que nos deu. Nós somos gratos a Ti por tudo, Senhor. Te pedimos a Tua bênção, te pedimos em nome do Teu Filho Jesus e já Te agradecemos. Amém. Sentiamo le donne che ci sono stasera lodare al Signore insieme, mentre noi facciamo la raccolta delle decime. Tu che sei a casa farai anche tua offerta tramite l'Iban che appare adesso su il tuo schermo. Che Dio ti benedica. Sentiamo le donne lodare al Signore mentre noi contribuiamo. Un saluto ai fratelli che sono fuori Firenze, che stanno tornando. Settimana prossima credo che saremo già al numero normale, nel nome di Gesù. Che Dio vi benedica. Salutiamo a tutti con la pace del Signore. Amém. Lodiamo col numero 603. Gesù, ti adoriamo, proclamandoti Re. Tu sei qui, proprio in mezzo a noi, con lodi noi ti esaltiamo. Di lodi un trono ti prepariamo, di lodi un trono ti prepariamo, di lodi un trono ti prepariamo, perché tu, oh Signore, sei Re. Gesù, ti adoriamo.
Allora, fratelli, come sapete, con noi c'è i nostri cari fratelli da Belluno, Pastore Vito, la missionaria Giuliana. Vogliamo salutarli e ringraziare Dio per la loro vita. Diciamo così, che il Signore continui a benedire la vostra vita, la vostra famiglia e l'opera che vi ha affidato. Nel nome di Gesù. E voi, diciamo così, voi non scappate dalle nostre preghiere. Amen. È la vostra persecuzione. Non scapperete dalla nostra preghiera. Amen. Non scamperete dalla nostra preghiera. Amen. Glória a Dio. Perché noi preghiamo per i nostri missionari, per i nostri operai. Amen. E una chiesa vittoriosa è una chiesa che prega e studia la parola. Sentiamo la parola di Dio con Pastore Vito stasera, che non posso perdere questa occasione, perché non è sempre che lo abbiamo in settimana, nemmeno in fine di settimana, perché c'è tutta l'opera lì, e quando crescerà sarà ancora più difficile, perché l'opera crescerà. Amen o no? Amen. E quindi quanto più cresce l'opera, ci vediamo meno, ma va bene. Importante è che il Signore ci ha unito tramite il laccio del Calvario. Amen? Siamo uniti tramite il laccio del Calvario. Amen? Che il sangue di Gesù ci ha unito. E continuiamo cooperando, servendo, e dopo, Signore, dopo il tempo passa, no? E noi ricorderemo di questi giorni. Tutto passa. Vivi il tuo tempo. Serve il Signore nel tuo tempo. Dà il tuo meglio al Signore. Eclesiastes 12:1. Ricordati del Signore nei giorni della tua giovinezza, prima che arrivi i giorni difficili, in cui dirai: non ho in questi gioia. Quindi serve al Signore oggi. Oggi è il giorno del Signore. Amen? Pastore Vito, con la parola. Mettiamoci in piedi per ricevere l'uomo di Dio, fratelli. Alleluia. Saluto la Chiesa con la pace del Signore. Vogliamo salutare anche coloro che ci seguono via internet. Che Dio possa benedire il vostro cuore, la vostra vita, e potete essere edificati dalla parola del Signore. Amen. Amen. Alleluia. Sente bene? Tanto io non grido, non è una predica, non è serata di studio biblico, sono calmo. Amen. Alleluia. Ero nel pulmino dove il pastore mi ha detto: Pastor Vito, questa sera darei tu una parola. E siccome era una serata di studio, ho detto: questa Signore che mi dava una parola dove ognuno di noi questa sera potesse riflettere, no? E il Signore mette nel mio cuore onorare la chiamata. Onorare la chiamata. Amen. Vogliamo aprire le nostre Bibbie, iniziamo proprio dalla Genesi, leggeremo dal capitolo 39, la storia di Giuseppe, un giovane che ha onorato Dio. E noi vogliamo prendere esempio da questo giovane questa sera. Amen.
Genesi 39, leggeremo dal versetto 1. Amen, abbiamo trovato? Alleluia. Giuseppe fu portato in Egitto e Potifar, ufficiale del faraone, capitano delle guardie, un egiziano, lo comprò da quegli ismaeliti che ce l'avevano condotto. Il Signore era con Giuseppe e a lui riuscì bene ogni cosa e stava in casa del suo padrone egiziano. Il suo padrone vide che il Signore era con lui e che il Signore gli faceva prosperare nelle mani tutto ciò che intraprendeva. Amen. Fin qui la parola, e poi dopo leggeremo man mano alcuni versetti. Amen. Possiamo accomodarci? E quando il Signore ha messo nel mio cuore proprio questa parola, onorare la chiamata, subito ho avuto questo testo davanti. Noi conosciamo, non voglio partire dall'inizio della vita di Giuseppe, ma voglio proprio soffermarmi insieme a voi sul come Giuseppe ha onorato Dio. In questi versetti abbiamo letto che Giuseppe fu comprato da Potifar. È una cosa importante che il Signore era con Giuseppe e Giuseppe prosperava in tutto quello che lui faceva. Perché Giuseppe prosperava? Perché riusciva in ogni cosa Giuseppe, no? Perché lui nel suo cuore onorava la chiamata, onorava la missione che Dio aveva affidato alla sua vita. Sappiamo che nel suo percorso lui ha affrontato tante difficoltà, sappiamo, no? Sappiamo che i primi nemici sono stati proprio quelli di casa sua, come noi leggiamo nel Nuovo Testamento. È quello che successe proprio alla vita di Giuseppe, no? I primi nemici sono stati proprio quelli di casa sua, ma lui ha onorato Dio. Anche se in quel tempo non c'era ancora la legge, ma la legge di Dio era scritta nel suo cuore. Perché nel cuore di Giuseppe c'era il timore di Dio e lui cercava in tutto, in quello che lui faceva, lui cercava di onorare Dio, di essere fedele a Dio, di non essere un giovane che offendesse Dio, no? E allora vediamo che fu comprato da Potifar, fu portato nella casa di Potifar, e Potifar vide che il Signore era con Giuseppe. È proprio quello che le persone devono vedere che Dio è con noi, devono vedere che Gesù è con noi. Ecco perché noi dobbiamo onorare la chiamata per essere una luce, affinché le persone che sono intorno a noi, le persone in cui noi testimoniamo, possano vedere Cristo Gesù attraverso la nostra vita. Potifar vedeva che Dio era con Giuseppe. Come faceva a vedere che il Signore era con Giuseppe? Lo vedeva attraverso la vita, attraverso la testimonianza di Giuseppe, attraverso l'ubbidienza di Giuseppe, attraverso la sottomissione di Giuseppe. No, sono tutte caratteristiche che un uomo di Dio, che un servo di Dio deve avere per onorare il Signore, perché vediamo che l'ubbidienza vale più del sacrificio, no? Tante volte vogliamo fare tanti sacrifici per il Signore, ma l'ubbidienza vale più del sacrificio. E vediamo che la sottomissione è qualcosa di importante, una caratteristica importante di ogni servo di Dio, di ognuno che vuole onorare Dio, perché vediamo che lo stesso Gesù Cristo, è vero, è stato sottomesso al Padre, è stato ubbidiente al Padre, perché sono caratteristiche che Lui ci ha trasmesso, che Lui ci ha insegnato, affinché noi potessimo prendere il suo esempio. Amen. Gesù ha onorato il mandato, ha onorato la chiamata, e Dio ha onorato Gesù. Amen. Perché Dio onora quelli che lo onorano. Amen. Allora
vediamo che la vita di Giuseppe è la vita di un giovane, di un uomo che ha onorato Dio e Dio onorava Giuseppe. E Giuseppe trovava grazia davanti agli uomini. Perché? Perché Dio lo stava onorando. Amen. Allora quando noi onoriamo Dio, Dio ci fa trovare anche grazia davanti agli uomini. E questo è qualcosa di importante che noi dobbiamo comprendere ogni giorno nella nostra vita, perché viviamo dei tempi difficili, viviamo dei tempi dove sappiamo che il ritorno di Gesù è vicino, sappiamo perché i segni ci attestano tutto questo, e non sappiamo né l'ora né il giorno, ma sappiamo che i tempi sono vicini. E quando più si avvicinano questi tempi, la Chiesa deve onorare il Signore, no? Perché rischiamo che il Signore ritorna e noi non siamo pronti. Allora dobbiamo onorare Dio, dobbiamo onorare la chiamata, dobbiamo onorare quello che Dio ha affidato alla nostra vita. Noi dobbiamo essere onorati per quello che Dio ci ha affidato. E tante volte noi non onoriamo quello che Dio ci affida, perché cerchiamo sempre di trovare delle soddisfazioni per la nostra anima che non vengono dalla parola, che non vengono dalla presenza di Dio, ma vengono dalle pressioni che vengono dall'esterno. Allora noi dobbiamo stare attenti, come dicevo anche nella predicazione di domenica, dobbiamo stare attenti, dobbiamo avere discernimento spirituale, dobbiamo chiedere a Dio discernimento spirituale, dobbiamo chiedere a Dio saggezza spirituale. E noi vediamo in questo testo come Giuseppe, che aveva intimità con Dio, aveva una comunione meravigliosa con il Signore, Dio gli dava discernimento spirituale e lui riusciva a discernere le macchinazioni del nemico che erano intorno alla sua vita. Lui riusciva a discernere gli spiriti che giravano intorno alla sua vita affinché lui potesse trasgredire, potesse disubbidire a colui che l'aveva chiamato per un proposito. Amen. Allora noi sappiamo che la parola di Dio, l'Apostolo Pietro ci dice che il nemico va intorno come un leone ruggente, no? Ma non è un leone, ma è come un leone, solo l'apparenza, ma non è il leone, un leone ruggente. Allora noi vediamo che il nemico gira, va intorno alla nostra vita, perché il proposito del nemico è quello di fermare il proposito di Dio nella nostra vita. E noi non dobbiamo permettere questo, dobbiamo avere discernimento spirituale. E vediamo che in questo testo di Giuseppe il proposito del nemico era quello di fermare il proposito di Dio nella vita di Giuseppe. Amen. E noi leggiamo nel versetto 10, leggiamo dal versetto 8, al versetto 7, scusate. Dal versetto 7 dice: Amen. Dopo queste cose, la moglie del padrone di Giuseppe gli mise gli occhi addosso e gli disse: unisciti a me. Ma egli rifiutò. Amen. Vogliamo dire insieme: ma egli rifiutò. Amen. E disse alla moglie del suo padrone: ecco, il mio padrone non mi chiede conto di quanto è nella casa e mi ha affidato tutto quello che ha. In questa casa egli stesso non è più grande di me e nulla mi ha vietato, se non te, perché sei sua moglie. Come dunque potrei fare questo gran male e peccare contro Dio? Vediamo che il timore che c'era nel cuore del servo di Dio è il timore che deve essere nel nostro cuore verso il Signore, e onorare la chiamata, onorare quello che Dio ha affidato alla nostra vita. Vediamo che Potifar gli aveva dato libertà su ogni cosa nella sua casa, ma gli aveva proibito una sola cosa. Vi ricordate, questo è successo anche alcuni capitoli prima, quando Dio disse ad Adamo ed Eva: voi avete ogni cosa a vostra disposizione, ma Dio gli proibì una sola cosa. Vediamo la differenza tra Adamo e Giuseppe, che Adamo ed Eva avevano disubbidito, non avevano onorato
alla parola del Signore. Invece Giuseppe gli era stato proibito una cosa e lui aveva onorato Dio per non peccare contro Dio. Invece nel giardino dell'Eden vediamo che Adamo ed Eva non hanno avuto questo timore, ma sono stati ingannati dal serpente, dall'astuzia del nemico. E questo è qualcosa che ci deve portare a riflettere, perché il nemico è astuto, dice la parola, no? Allora noi dobbiamo stare attenti alle sue astuzie, alle sue macchinazioni, perché il nemico vuole fermare il proposito di Dio, vuole fermare la chiamata di Dio nella nostra vita. Noi abbiamo una grande responsabilità, come Giuseppe aveva una grande responsabilità di portare avanti ciò che Dio gli aveva affidato. Lui aveva dei sogni nel cuore, e quei sogni si dovevano realizzare, e lui aveva custodito nel suo cuore questi sogni, aveva custodito nel suo cuore il proposito di Dio. E anche noi dobbiamo custodire nel nostro cuore il proposito di Dio, perché noi abbiamo una grande responsabilità. Come Giuseppe aveva una grande responsabilità sulla sua casa, sul suo popolo, anche noi abbiamo una grande responsabilità verso quelli di fuori. Giuseppe è stato una benedizione per il suo popolo, è stata una benedizione per la sua casa, perché ha onorato Dio. E noi, come Giuseppe, se onoriamo Dio, noi saremo una benedizione non soltanto per la nostra casa, ma saremo una benedizione per questi popoli. E il mondo sta aspettando la manifestazione dei figli di Dio. Fratello, sorella, noi veramente dobbiamo risvegliarci, dobbiamo vivere un cristianesimo fervente, dobbiamo ritornare a vivere la parola. Il profeta Osea dice: il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza. Non dice il mio popolo perisce per mancanza di preghiera, o per mancanza di digiuno, o per mancanza di intercessione, ma il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza, perché noi attraverso la parola noi conosciamo Dio, attraverso la parola noi conosciamo il proposito di Dio per la nostra vita, e attraverso la parola noi veniamo risvegliati, perché la parola ci risveglia, la parola ci modella, la parola ci cambia, la parola non ci lascia gli stessi, ma la parola ci cambia, ci trasforma all'immagine del nostro Signore Gesù Cristo. Ecco l'ubbidienza di Giuseppe portava a vedere gli uomini che Dio era con Giuseppe. L'ubbidienza e la conoscenza della parola porterà a vedere gli uomini che Cristo vive nella nostra vita. Amen. E Dio ci ha equipaggiato di ogni cosa. Dio ci ha dato l'unzione per testimoniare. Amen. Andiamo a leggere in Isaia 61, versetto 1. Dice così: lo Spirito del Signore è su di me, perché il Signore mi ha unto per recare una buona notizia agli umili, mi ha inviato per fasciare quelli che hanno il cuore spezzato e per proclamare la libertà a quelli che sono schiavi, l'apertura dei carceri ai prigionieri, per proclamare l'anno di grazia del Signore, il giorno della vendetta del nostro Dio, per consolare tutti quelli che sono afflitti, per dare agli afflitti di Sion un diadema invece di cenere, olio di gioia invece di dolore, il mantello di lode invece di uno spirito abbattuto, affinché siano chiamati querce di giustizia, la piantagione del Signore, per mostrare la sua gloria. Amen. Noi sappiamo che il profeta Isaia stava parlando del Messia che doveva venire, ma l'unzione che Dio aveva
messo sulla vita del Messia è l'unzione che Dio ha messo sulla nostra vita. E questa unzione ci deve portare ad agire, perché l'unzione di Dio era sulla vita del Messia, aveva uno scopo questa unzione. Lo scopo dell'unzione era per un'azione, per fare qualcosa. È vero, lo Spirito del Signore è su di me per evangelizzare, per fasciare, per recare una buona notizia. Amen. E questa l'unzione ha uno scopo, non è qualcosa che ci deve evidenziare all'interno della Chiesa per vedere che noi abbiamo l'unzione di Dio sulla nostra vita all'interno della Chiesa, ma l'unzione di Dio si mostra fuori dalla Chiesa. L'unzione che era sulla vita di Gesù Cristo, sulla vita del Messia, si manifestava nelle sue azioni, perché Gesù che cosa faceva? Andava, proclamava, guariva, liberare. E l'unzione di Dio sulla nostra vita ha questa funzione, ha questo scopo. Ecco perché noi dobbiamo onorare il proposito che Dio ha per la nostra vita. Per questo noi dobbiamo onorare la chiamata che Dio ha per noi, perché la chiamata che Dio aveva per il Messia era per uno scopo, la chiamata che Dio ha per la sua Chiesa è per lo stesso scopo. Amen. Allora noi dobbiamo onorare, come Giuseppe ha onorato il Signore, ha onorato il proposito di Dio, ha onorato la chiamata, come Daniele e i suoi amici hanno onorato il Signore, è vero. Loro decisero di fare cosa? Di non contaminarsi con i cibi dalla tavola del re, ma loro si affidarono a Dio, perché loro stavano onorando Dio, perché loro amavano Dio, perché loro sapevano che Dio era con loro. E noi oggi dobbiamo avere questa certezza nel nostro cuore, non una certezza verbale, nel dire Dio abita dentro i nostri cuori, noi siamo il Tempio dello Spirito Santo, ma noi dobbiamo realizzare che siamo il Tempio dello Spirito Santo. Dobbiamo realizzare che lo Spirito Santo vive dentro di noi. Dobbiamo realizzarlo, perché quando noi realizziamo questo, succede proprio quello che hanno fatto gli amici di Daniele, quello che ha fatto Daniele, quello che ha fatto Giuseppe. Decisero di non contaminarsi. Decisero. Fu una decisione nell'intimo del loro cuore, nell'intimo del loro spirito, perché la presenza di Dio era con loro e loro sapevano che Dio era colui che li sosteneva, che li guidava, che li proteggeva, e questa certezza deve essere viva dentro i nostri cuori. Amen. Tante volte abbiamo una conoscenza verbale della parola. Conosciamo la parola, ma poche volte viviamo la parola. È vero. E noi dobbiamo essere imitatori di Cristo. Non soltanto dobbiamo conoscere la parola, ma dobbiamo vivere la parola. Perché abbiamo una chiamata, abbiamo un compito ben preciso, e questo compito ci responsabilizza, questo compito ci porta a fare delle scelte. Giuseppe ha fatto una scelta, era solo nella casa di Potifar, era solo con la moglie, vero? Nessuno lo vedeva. Grazie. Grazie caro. Nessuno vedeva Giuseppe, ma Giuseppe non aveva timore degli uomini, Giuseppe aveva timore di Dio, perché lui sapeva che Dio, se lui commetteva un errore, che Dio lo vedeva, no? E tante volte noi siamo un po' superficiali su questo, nel senso che crediamo di fare delle azioni che non onorano Dio. Tanto non c'è il pastore, non mi vede nessun fratello, non mi vede nessuna sorella, ma ci vede Dio. E questa è la mentalità che deve cambiare, perché Dio scruta
scruta la terra, scruta i nostri cuori, scruta le nostre vite. Cioè allora niente è nascosto davanti agli occhi del Signore. E quando noi diciamo noi siamo il Tempio dello Spirito Santo, noi stiamo dicendo io sono il Tempio, lo Spirito Santo vive dentro la mia vita e la mia responsabilità è quello di mantenere il Tempio puro, è quello di mantenere il Tempio santo. E Giuseppe aveva fatto questo. Giuseppe, costi quel che costi, aveva mantenuto il Tempio puro, aveva mantenuto la sua vita santa davanti a Dio. Anche se dopo il nemico ha usato la sua astuzia e Giuseppe ha subito un'ingiustizia, ma Giuseppe ha continuato ad onorare Dio e Dio onorava Giuseppe. E Giuseppe trova grazia davanti agli occhi degli uomini, anche nel carcere. Giuseppe nel carcere non si lamentava, ma nel carcere onorava Dio. Nelle difficoltà non ci dobbiamo lamentare, ma dobbiamo onorare Dio. In ogni ingiustizia che noi riceviamo, non dobbiamo farci le giustizie con le nostre mani, ma dobbiamo onorare Dio, perché Dio è la nostra giustizia. Amen. Quando noi realizziamo la parola nel nostro cuore e viviamo questa parola, noi iniziamo a vivere un cristianesimo di potenza, un cristianesimo reale. Amen. Gesù dice in Matteo 28:16, ci dà una missione. Versetto 16 dice, Matteo 28:16 ci dice: Amen. Quando gli 11 discepoli, questi, quanto agli 11 discepoli, essi andarono in Galilea sul monte che Gesù aveva loro designato. E vedutolo l'adorarono, alcuni però dubitarono. E Gesù avvicinatosi parlò loro e disse: ogni potere mi è stato dato in cielo e in terra. Andate dunque e fate i miei discepoli, tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutte quante le cose che vi ho comandate, ed ecco io sono con voi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente. Il Signore era con Giuseppe, il Signore è con noi. Amen. E questo dobbiamo realizzarlo ogni giorno. Il Signore è con noi perché è una sua promessa. Amen. Allora noi dobbiamo onorare il mandato. Andate per il mondo e predicate il Vangelo, insegnando loro ad osservare tutto quello quello che avete imparato da me. Ecco, noi dobbiamo essere degli uomini e delle donne di esempio. Gli uomini e delle donne che devono vivere la parola per insegnarla. Perché Gesù stava dicendo: voi avete ricevuto questi insegnamenti, voi dovete osservare questi insegnamenti e dovete insegnare affinché loro osservano tutte le cose che io vi ho insegnati. Allora la responsabilità dei discepoli, la responsabilità nostra è quella di insegnare ciò che noi abbiamo ricevuto e riceviamo ogni giorno della parola di Dio. E dobbiamo non soltanto insegnare, ma inculcare alle persone di osservare la parola. Non osservare la parola in un modo parziale, è vero? Ma osservare tutta la parola, tutti gli insegnamenti che noi riceviamo dalla parola di Dio. E lo stesso, Dio non cambia, Dio è lo stesso ieri, oggi, in eterno, è vero.
Questo è un principio biblico spirituale molto importante che Dio l'aveva trasferito anche a Giosuè. Vi ricordate? Giosuè capitolo 1? Quando disse questo libro della legge non si diparta mai dalla tua bocca, ma meditalo giorno e notte, avendo cura di mettere in pratica tutto ciò che vi è scritto. E quando noi mettiamo in pratica tutto ciò che è scritto, tutto ciò che la parola ci dice, allora tu prospererai in tutte le cose. Giuseppe prosperò in tutto quello che faceva perché Giuseppe ubbidiva, era ubbidiente, metteva in pratica quello che lui aveva ricevuto onorando il proposito di Dio per la sua vita. E Giuseppe ricevette questo principio spirituale dal Signore, mettendo in pratica tutto ciò che vi è scritto. Perché quando tu metterai in pratica tutto ciò che è scritto, e questo libro, questa parola, è sempre nel tuo cuore, nella tua mente, che tu lo mediti giorno e notte, 24 ore su 24, senza distaccarti dalla parola del Signore, allora noi prospereremo in tutto quello che facciamo, fratelli e sorelle. Amen. Prospereremo in ogni cosa. Allora Gesù diede questo insegnamento. Inculcate, insegnate la parola, insegnate di mettere in pratica la parola. Io non posso insegnare qualcosa che non vivo. È vero, pastore? Non possiamo insegnare qualcosa che non viviamo. Se io non vivo questa parola, non onoro la parola del Signore, cosa trasferisco agli altri? Questo è vivere un cristianesimo di apparenza. Non è vivere un cristianesimo di potenza, ma di apparenza. Diventiamo dei religiosi, come i farisei. È vero, erano duri verso gli altri che dovevano rispettare la legge, ma loro stesso non rispettavano la legge. E Gesù li chiamava ipocriti. Allora noi non dobbiamo vivere un cristianesimo di ipocrisia, ma noi dobbiamo vivere un cristianesimo di potenza, non di apparenza. Amen. Come era evidente che Dio era con Giuseppe, come era evidente che Dio era con Giosuè, come era evidente che Dio era con Gesù, così deve essere evidente che Dio è con noi in tutto quello che facciamo. Ecco perché noi dobbiamo onorare la chiamata, dobbiamo onorare quello che Dio ci ha affidato. Amen. Atti capitolo 1, versetto 8, e questo sarà quello che nel mese di settembre, pastore, è vero? Il proposito di settembre, il risveglio. Il risveglio. Capitolo 1, versetto 8. Dice così: ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme, in tutta la Giudea e Samaria e fino all'estremità della terra. Ancora qui vediamo quello che abbiamo letto in Isaia 61. Lo Spirito del Signore è su di me e mi ha unto per uno scopo. Qua Gesù dice: ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni. La potenza che noi veniamo rivestiti da Dio con la presenza dello Spirito Santo, questa potenza serve per testimoniare con autorità e con potenza dell'opera di Cristo, per testimoniare al mondo del Calvario, per testimoniare del sacrificio di Cristo. Questa unzione, questa potenza ha uno scopo nella nostra vita e noi dobbiamo vivere per questo. Amen. E tante volte, è vero, tante volte sento dei fratelli e delle sorelle dicono: ma io sono timido, sono timido.
Ma lo Spirito Santo non è timidezza, ma è potenza. È potenza. E noi dobbiamo predicare con potenza e con autorità. Dato quanto onore ci ha dato Dio. Ci ha scelti, ci ha arruolati nel suo esercito e ci ha rivestiti della sua potenza. Amen. È qualcosa di meraviglioso. Noi dobbiamo essere onorati di questo. E quando più noi realizziamo queste cose dentro la nostra vita, più onoriamo il Signore, onoriamo la chiamata, onoriamo il proposito. E quando sono stati gli apostoli, i 120 che erano nell'alto solaio, sono stati rivestiti di questa potenza, cosa è successo? È successo che hanno iniziato a predicare Cristo con autorità e con potenza. E sì, amen. E loro non si sono vergognati, ma loro hanno predicato con autorità. Anche se loro hanno subito ingiustizie, costi quel che costi, loro hanno onorato la chiamata, hanno onorato il proposito di Dio, lo scopo di Dio per la loro vita, per la loro missione. E noi dobbiamo onorare lo scopo di Dio per la missione che Lui ci ha affidato. Amen. Costi quel che costi. Hanno pagato un prezzo, è vero, ma lo stesso prezzo siamo chiamati a pagarlo anche noi. Sono stati giustiziati per causa di Cristo. Sono stati messi in prigione per causa di Cristo. Sono stati lapidati per causa di Cristo. Sono stati calunniati per causa di Cristo. Hanno ricevuto tante ingiustizie per causa di Cristo. E Cristo ci aveva avvertito. È vero. Chi vuole vivere pienamente in Cristo, dice la parola, sarà perseguitato. E spesse volte quando noi riceviamo delle ingiustizie, la nostra carne vuole subito prevalere sullo spirito, è vero, vogliamo difenderci, vogliamo farci giustizia. Cambiamo mentalità. Paolo e Sila non hanno fatto nessuna ingiustizia, non si sono fatto giustizia con le loro mani. Pietro, Giovanni non si sono fatto giustizia con le loro mani, ma hanno lasciato la loro causa al giudice supremo. E noi le nostre cause dobbiamo lasciarle nelle mani del giudice supremo. Perché? Perché noi dobbiamo onorare la chiamata, dobbiamo onorare il proposito di Dio. E tante volte accadono delle cose per distrarci, e noi non dobbiamo distrarci, ma dobbiamo avere lo sguardo fisso su colui che ci ha arruolati per onorarlo. Gloria al nome del Signore. Timoteo dice, secondo Timoteo 1,7, dice che Dio non ci ha dato uno spirito di paura, non è vero? 2,7 dice, forse è primo Timoteo. Ok, sì, puoi leggerlo. Amen. Non ci ha dato uno spirito di paura, ma uno spirito di potenza, di amore e di disciplina. I servi del Signore sono servi che vengono disciplinati dalla parola del Signore. Sono servi che ricevono un battesimo di amore, che vivono nell'amore, e sono servi che hanno ricevuto la potenza dello Spirito Santo per non vivere nella paura. E non soltanto nella paura, ma Dio non ci ha dato uno spirito di timidezza,
Tante volte ci sono delle opportunità che noi abbiamo davanti alla nostra vita e tante volte questo spirito di timidezza blocca la nostra testimonianza, blocca la nostra missione, blocca il proposito di Dio per la nostra vita. E noi quando veniamo bloccati da questo spirito di timidezza, noi non stiamo onorando Dio, non lo stiamo onorando, perché stiamo mancando lo scopo, il proposito, stiamo mancando l'obiettivo. Amen. E noi dobbiamo vivere sotto questa unzione, dobbiamo vivere nella potenza dello Spirito Santo. Infatti l'Apostolo Paolo in Romani dice: io non mi vergogno del Vangelo perché esso è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede. Amen. È un uomo che perseguitava la Chiesa, è un uomo che odiava i cristiani, ma quando lui ha avuto questo incontro con Gesù sulla via di Damasco, la sua vita è stata trasformata, è stata trasformata. Lo Spirito Santo gli ha insegnato le cose del cielo, le cose dello Spirito. È stato trasformato, cambiato, modellato. E lui da un persecutore della Chiesa a un uomo perseguitato. È vero. Da uno che perseguitava la Chiesa, adesso era lui perseguitato. Perché? Perché lui aveva ricevuto il proposito di Dio e lui onorava quelle che Dio gli aveva affidato. E lui diceva: io non mi vergogno dell'Evangelo, non mi vergogno dai miei concittadini, non mi vergogno da quella posizione che io avevo una buona posizione nel mondo, avevo una buona posizione nell'impero, ma lui non si vergognava di servire Cristo. Lui si vergognava di quello che lui faceva prima senza Cristo, è vero. Quando diceva la conoscenza, io reputo ogni cosa spazzatura davanti all'eccellenza della conoscenza di Cristo. Lui aveva annullato la sua vita, aveva annullato tutte le sue ambizioni che lui aveva prima di conoscere Cristo, aveva annullato tutta la sua conoscenza, aveva annullato ogni cosa perché aveva reputato la conoscenza di Cristo qualcosa di maggiore, qualcosa di maggiore. E noi dobbiamo, e la parola di Dio ci porta a conoscere Cristo. La parola di Dio ci porta a conoscere il cuore di Dio. La parola di Dio ci porta a conoscere il carattere di Dio. La parola di Dio ci porta a conoscere l'amore, la compassione, la misericordia. Tutto quello, fratello, sorella, che noi abbiamo bisogno, è tutto qua. Quando noi più ci immergiamo in questa parola, più noi realizziamo la misericordia di Dio, noi più realizziamo l'amore di Dio, la conoscenza di Dio. Quando noi realizziamo il proposito e lo scopo di Dio, perché il proposito di Dio è quello che nessuno si perda, che tutti gli uomini vengano alla salvezza. E questa responsabilità è data alla sua Chiesa, è data alla nostra vita. Noi abbiamo questa responsabilità. Paolo aveva realizzato questo e diceva: io ho una sola ambizione, vero? Una sola ambizione. Non ho l'ambizione di essere il maggiore nella Chiesa, di avere più conoscenza di tutti nella Chiesa, è vero, di fare una predica meravigliosa nella Chiesa. No, la mia ambizione è una: predicare Cristo nei luoghi dove non è stato predicato. E ieri parlavo con il pastore, eravamo nel pulmino, vedevamo tanti luoghi, tanti posti, qua non c'è testimonianza, qua non c'è testimonianza, qua non c'è una chiesa. L'ambizione di Paolo era quella di arrivare in quei luoghi,
L'ambizione di Paolo è informare, là c'è una chiesa, là c'è stata una testimonianza, no, ci voglio andare. Questa era l'ambizione di Paolo. Perché? Perché lui stava onorando la chiamata, stava onorando quello che Dio gli ha affidato. E noi abbiamo lo stesso proposito che Dio aveva dato all'Apostolo Paolo. È quello di predicare Cristo. È quello di non vergognarci del Vangelo. Perché il Vangelo è la potenza di Dio, perché il Vangelo ha l'autorità di trasformare le vite, di portare guarigione nell'anima, di fasciare i cuori afflitti, di liberare coloro che vivono nella depressione, è vero, di liberare coloro che vivono nella schiavitù del peccato, dei vizi, dell'alcol, della pornografia, è vero, coloro che vivono nel vizio della droga, coloro che vivono sotto la schiavitù della prostituzione. Questa parola è la potenza di Dio per liberare gli uomini dagli spiriti immondi, dagli spiriti di bugia. È vero, questa parola ha questa autorità e questa autorità Dio ha rivestito la tua vita, ha rivestito la mia vita. Io vi do l'autorità. Voi imporrete le mani sugli infermi ed essi guariranno. Voi porrete le mani sugli uomini ed essi verranno liberati da spiriti. Abbiamo questa autorità, fratello, sorella. Ecco perché noi dobbiamo onorare la chiamata di Dio. Dobbiamo onorare quello che Dio ci ha affidato. E non soltanto dobbiamo onorarlo, ma dobbiamo viverlo ogni giorno. Ogni giorno. Amen. Allora, quello che noi dobbiamo fare è quello di far agire lo Spirito attraverso la nostra vita. Amen. Non dobbiamo avere paura di andare vicino a una persona. Posso pregare per te che Dio ti libera da questo vizio. Posso pregare per te che Dio possa guarirti da questi sentimenti di rancore. Posso pregare per te. Abbiamo l'autorità per farlo, fratello, sorella. Abbiamo l'autorità. Questa parola libera i cuori. Questa parola guarisce i cuori affranti. Apri i carceri, spezza le catene, rompi i ceppi. Questa parola ha questa autorità. E questa autorità Dio ci ha rivestito a ognuno di noi. Ognuno di noi. Mi piace tanto quando la parola dice che Gesù Cristo sulla croce cosa fece? Spogliò i principati, le potestà, è vero? Lui li ha spogliati, li ha svergognati. Gesù sulla croce ha svergognato i principati, le potestà, i dominatori di questo mondo di tenebre. Lui li ha svergognati, li ha spogliati. È la cosa che è meravigliosa, sapete cosa? Perché Gesù Cristo ha spogliato i principati, le potestà, non gli ha tolto ogni autorità. Ma Gesù Cristo ha rivestito noi di autorità. Allora Gesù ha spogliato il nemico e ha rivestito la tua vita con autorità. Noi abbiamo l'autorità sul nemico. Ecco perché non dobbiamo temere, non dobbiamo avere paura del nemico, perché lui è stato svergognato, è stato spogliato, ma tu sei stato rivestito. Tu hai l'autorità sul nemico. Questo non è più tempo di subire, questo è tempo di attaccare, questo è tempo di consapevolezza di quello che Dio ci ha affidato. Amen.
È un tempo dove dobbiamo onorare Dio, fratello, sorella. Noi vogliamo il risveglio. Io lo desidero con tutto il mio cuore. Il risveglio. Il risveglio avviene singolarmente, uno ad uno. Quando piccole fiamme iniziano a lavorare uno a fianco all'altro, non sarà più una piccola fiamma, ma sarà una fiamma sempre più divampante, sempre più forte. Amen. Allora quando un cuore inizia a risvegliarsi e poi inizia a essere di benedizione per un altro fratello, di esempio per un altro fratello, quell'altro cuore inizia a risvegliarsi. Allora iniziamo a lavorare uno vicino all'altro e vediamo che questa fiamma cresce sempre di più, sempre di più. Questo, fratello o sorella, dobbiamo desiderare. Questo è il risveglio che noi abbiamo bisogno oggi di vivere in questa generazione. Giuseppe ha fatto la differenza. Giosuè ha fatto la differenza. I discepoli, gli apostoli, quando hanno ricevuto la Pentecoste, hanno fatto la differenza. Paolo ha fatto la differenza. Timoteo ha fatto la differenza. Noi oggi dobbiamo fare la differenza. Amen. Dobbiamo fare la differenza. Perché l'opera di Dio non si ferma, ma l'opera di Dio continua. O con noi o senza di noi. Ma noi vogliamo dire, Signore, continua la tua opera con noi, perché noi vogliamo onorarti, vogliamo onorare la chiamata, vogliamo onorare il proposito, camminando in ubbidienza, in sottomissione allo Spirito Santo e vivere la parola, perché quando noi camminiamo con queste caratteristiche, Cristo si vedrà nella tua vita. E Cristo agirà nella nostra vita. E gli altri vedranno il Signore è con Giuseppe, il Signore è con il Pastor Victor, il Signore è con il fratello, il Signore è con la sorella. Si veda Cristo. Amen. Come un giorno è scritto nella parola, che quando hanno visto i discepoli hanno detto: questi uomini sono stati con Gesù. Perché noi quando stiamo con Gesù si vede, fratello, sorella. Quando noi stiamo con Gesù si vede, gli altri lo vedranno. Questa è la differenza che oggi la Chiesa è chiamata a fare. Questa è la differenza che ognuno di noi è chiamato a fare. Questa è la differenza che ha fatto Daniele, gli amici di Daniele, di non contaminarsi con il mondo. Non contaminiamoci, rifiutiamo nel nome di Gesù. Non siamo influenzati da questo mondo, ma veniamo influenzati dallo Spirito Santo. Amen. Amen. Che Dio ci benedica. Amen. Mettiamoci in piedi, fratelli, che benedizione. Possiamo continuare onorando il Signore, non perché qualcuno ci vede, ma perché camminiamo con il Signore, è il nostro miglior amico, sì o no? Alleluia. Che Dio benedica il Pastore Vito e tutti i miei fratelli che sono qui presenti, anche quelli che sono in diretta. Venite mercoledì che c'è più. Amen. Noi parleremo, se Dio vorrà, della fine. Cominceremo un percorso parlando della Chiesa che sarà glorificata. Amen. E quindi abbiamo già parlato della Chiesa militante, cosa deve fare, qual è la posizione che deve avere, e adesso parleremo della speranza della glorificazione. Amen? Perché noi siamo cittadini del cielo, sì o no? E quindi dobbiamo ricordare bene
questo proposito. Che Dio vi benedica, preghiamo, ringraziamo Dio di questa opportunità e preghiamo anche per il nostro picnic evangelistico il 23, questo sabato alle 5 alle Cascini sulla piazza Kennedy. Saremo lì con un picnic con tutte le famiglie di Shea Amity e anche gli amici che vogliono partecipare. Andiamo lì a testimoniare Gesù. Egli è lo stesso ieri, oggi e per sempre. Amen. Padre, grazie di questa serata, di tutto quanto ci hai dato, la porzione che ci hai riservato. Continua benedicendo Pastore Vito, sua famiglia. Ti prego, Signore, che tu possa alzare ancora di più uomini che sono impegnati con la tua parola e con te, che non hanno compromessi con il mondo, ma che sono fedeli a te, Signore, e che ti onorano, Signore, come Giuseppe, come Daniele e come tanti altri che abbiamo sentito stasera. Signore, tu non ci hai dato uno spirito di paura, ma tu ci hai dato uno spirito di autorità, di potenza e di disciplina. Continua benedicendo i miei fratelli, ogni casa, ogni famiglia, nel nome di Gesù nostro Signore. Amen. Che la grazia del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, il grande amore di Dio, nostro eterno Padre, la comunione e consolazione dello Spirito Santo siano con tutti, oggi per sempre. Diciamo amen? Amen. Che Dio vi benedica, lasciate il vostro mi piace e condividete questa diretta con altre persone. Salutiamoci. Pace a tutti.